Ribadisco, non è che mi metto in mezzo nei rapporti tra Cisinte, Forza Italia e Fratelli d'Italia, quello che voglio dire è che se vengono spostati degli immigrati devono essere spostati con qualcuno che poi li gestisca, non essere lasciati andare liberi tranquillamente a prendere treni e andare in giro, perché questo può essere un problema. Solo un'organizzazione curata e precisa può davvero dare risposte alla gestione del fenomeno migratorio in Friuli Venezia Giulia. È il messaggio che fa passare il presidente della regione Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande circa la polemica sorta fra l'eurodeputata della Lega, nonché assessore alla sicurezza di Monfalcone Anna Maria Cisint, e i partiti Forza Italia e Fratelli d'Italia. Galeotta fu la frase "andate a Trieste", rivolta ai migranti giunti dalla rotta balcanica e accampatisi fuori dal commissariato di Monfalcone, attribuita inizialmente a Cisint. L'esponente leghista invece ha poi smentito tale frase, dicendo di aver solo fatto accompagnare i cittadini stranieri in stazione, in quanto luogo aperto e con un bagno. Molti di loro hanno preso un treno, scegliendo di andare altrove, ovvero Trieste. Lo so che lo fanno purtroppo, perché purtroppo abbiamo un sistema anche per legislazione europea che non permette di trattenere chi entra illegalmente. Detto questo però penso sia una cosa da affrontare con una legislazione seria che permetta di non creare queste situazioni che oggettivamente hanno un disagio enorme nelle nostre città e tra la nostra popolazione. Intanto altri 10 migranti sono stati rintracciati ieri sera a Monfalcone e dopo un'accoglienza temporanea in stazione si sono spostati a Gorizia. A questi, nel capoluogo isontino, si sono sommati altri 30 arrivi dalla rotta balcanica, arrivi in una stagione insolita che determinano l'urgenza, al di là delle posizioni politiche, di una regia regionale sul tema in capo ai prefetti. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha dato disposizione al comandante della polizia locale di pattugliare la città per accertarsi che non ci siano altre persone che si accampino in galleria oppure sui prati o ancora che si distendono a dormire sulle panchine. Il sindaco della città isontina ha anche fatto sapere che sono in corso le identificazioni di questi migranti momentaneamente accolti in Casa Rossa, ma che Gorizia non può permettersi di farsi carico di queste persone perché non ci sono spazi.